Paolo Zabeo nel suo rapporto di inizio anno ha detto ma insomma potrebbe essere l'anno in cui si può essere cautamente ottimisti. Lei cosa dice? Ovviamente dal punto di vista, questo dal punto di vista economico. No? Qui si è citato anche qualche aruspico che ha detto le cose l'anno bisesto, l'anno di dissesto, funesto. In realtà io sono molto concreto, guardo alla realtà, e la realtà che vedo io purtroppo non coincide con la realtà descritta da Laura Puppato, mancato ministro di un governo mancato, quello di Bersani, e magari sarei stato felice di vederla impegnata su quel versante, ma comunque parlamentare attenta, e di questo le do atto. Ma proprio perché parlamentare attenta dovrebbe guardare alla realtà del nostro territorio che dovrebbe rappresentare nella sede istituzionale, e non è quella descritta. Dal 2007 ad oggi abbiamo 23.000 aziende che hanno chiuso in Veneto, abbiamo da alcuni mesi delle banche popolari che sono quelle che ossigenano le imprese, che consentono alle imprese di lavorare, che sono sotto osservazione e da parte dell'autorità giudiziaria e da parte del governo, non per favorire il nostro territorio, ma per sottrarre al territorio il governo della finanza e quindi dell'esercizio del credito, perché lo sappiamo tutti che si è intervenuti su questi due istituti di credito dopo che Banca d'Italia e Consob, che sono gli organi di controllo, ne avevano certificato fino all'anno scorso sostanzialmente la buona gestione. Quindi suona strano che non si sia cercato da parte anche di chi fa politica, o la maggioranza o l'opposizione, a livello parlamentare, capire come si è creata questa situazione. E la lettura prima che viene fatta è che si è intervenuti con frettolosa scelta, si è intervenuti da parte del governo ossequiosi di disposizioni europee che magari potevano essere oggetto di una trattativa quantomeno sui tempi, oltre che sulle modalità. Si è intervenuti senza guardare alla realtà specifica di questo territorio, perché Banca Popolare Vicenza, Veneto Banca e in questi giorni tra poco c'è l'annuncio, l'intervento sulle banche di credito cooperativo, vuol dire intervenire sulla parte più delicata, quella del finanziamento, vuol dire quella della vita delle piccole e medie imprese del Veneto, di artigiani e commercianti, che nei prossimi 12-24 mesi subiranno sicuramente un grande condizionamento nella loro attività produttiva. Io quindi vedo un anno più che funesto, drammatico. Avremo un 2016 certamente peggiore del 2015. Poi non si dica che il consenso, che il favore dei cittadini, quelle sono statistiche che valgono nulla. Andate dentro le case, nelle famiglie, andate nelle aziende, andate nei luoghi di lavoro, andate tra la gente che vive il drammatico problema della disoccupazione. Abbiamo ancora i suicidi e abbiamo un Presidente della Repubblica che è espressione di una qualcosa che, secondo la mia modesta opinione, ma per fortuna non è la sola, mi viene a parlare all'ultimo dell'anno del guaio dell'evasione fiscale. Ma dove vive questo signore e la maggioranza? Certo che l'evasione fiscale va combattuta, ma uno prima di suicidarsi, e noi nel Veneto abbiamo avuto una cinquantina di suicidi anche l'ultimo anno per l'eccesso di pressione fiscale, prima di suicidarsi diventerà un evasore, e quindi vuol dire che l'evasione non è la questione più grave, è lo Stato che è diventato un oppressore di chi lavora, di chi produce ricchezza. Ma non sono io che ne parlo, direttore. La Banca Mondiale a Mosca 3 settimane fa, prima di Natale, ha presentato i dati sulla pressione fiscale e ha detto che la media europea è intorno al 41,8-42, la media italiana è il 67, abbiamo 25 punti di differenza della pressione fiscale. Per chi fa impresa, qui abbiamo un manager, abbiamo delle persone che vivono con attenzione il mondo del lavoro. Sapete cosa vogliono dire 25 punti per cento in meno di pressione fiscale? Vuol dire consentire alle imprese di programmare, di investire, di avere una capacità di competizione che oggi, a causa di questo governo, a causa dell'insipienza legislativa, a causa di una inadeguatezza nelle scelte politiche, mette questo territorio in una situazione drammatica. 2016 da disperazione. Quindi io penso, con un'ottica attenta a quella che è la realtà, ma vediamo anche la riduzione dei trasferimenti, per esempio, ma ne parleremo nel corso della trasmissione. Il governo che riduce i trasferimenti alle amministrazioni locali, comuni e regioni. I comuni non hanno più gli strumenti per garantire i servizi essenziali, per assicurare la dignità della persona. E mi fermo qua.